diciamo che quello che voglio dire è che anche partendo dalle cose locali si può costruire cose universali. E noi tentiamo di farlo. Durante l'ultima presentazione, cioè dopo l'ultima presentazione del libro, qui sono un po' spiritata perché ho svelato purtroppo della trama del libro, ho letto troppe parti, diciamo così. E vi voglio fare solo una breve lettura, poi insomma vi farò anche una lettura Andrea. E poi vi dico giusto qualcosa sulla trama. O ve ne parlo adesso, posso introdurre senza dare la spoiler, promesso. Allora, Ischia, come abbiamo detto già, è una giovane maga del clan del cane e ha le soglie dell'età adulta. Quando inizia il primo romanzo, lei si trova presso un'altra tribù, in un altro clan, presso il clan del cavallo, affidata alle cure della maga Miranda. E sta facendo una sorta di apprendistato prima di poter fare il rito del clan, che è il rito di iniziazione che la porterà poi a essere considerata un'adulta a tutti gli effetti. La terra di Urak è in subbuglio comunque in questo periodo, insomma ci sono varie minacce che si profilano all'orizzonte, dai mercanti, dalle vele gialle che portano questo metallo prima sconosciuto, l'albero, sarebbe l'oro, che insomma comincia a fare impazzire con la sua febbre gli abitanti della terra di Urak, e poi una minaccia che Ischia riesce ad avvertire molto meglio degli altri attraverso i sogni, perché Ischia è una camminatrice di sogni, così possiamo definire. Una camminatrice di sogni vuol dire che riesce a viaggiare con l'anima attraverso tutti i mondi delle stelle durante il sogno. E così facendo insomma, si rende conto prima degli altri che c'è davvero una minaccia che incombe, una grandissima minaccia che incombe sulla terra di Urak. Vi leggo tutta una parte insomma, che parla dei sogni di Ischia. Ischia si svegliò di soprassalto, lo stomaco torto in una morsa, il cuore un tamburo impazzito. Un urlo agghiacciante gli risuonava ancora nella testa. Si sporse da giaciglio e vomitò. Poi aprì la bocca col dorso della mano. Si sentì sollevare il peso dalla branda e si ritrovò seduta. Era notte fonda, la capanna era buia, le braccia del focolare mandavano ancora deboli bagliori. Lianda stava di fronte a lei, sembrava agitata, la sua voce era lontanissima. Ischia, svegliati, torna! Cosa sta dicendo? La stanza si mise a vorticare. La sensazione di terrore le accannò lo stomaco, il cuore, la gola, i pensieri. Lianda iniziò a disegnare nell'aria con le mani degli strani gesti. Caere faeda! Fu un mischigliare di vento su foglie. Ischia sentì l'aria farsi più fredda, come prima dell'arrivo dei temporali d'estate a luglio, quando tutto sembrava caricarsi di energia e ogni respiro un brivido passava lungo la schiena, fino a far rizzare i capelli in testa. Respirò a fondo, il petto sempre più libero, sempre più leggero. Tossì e si pulì la bocca col dorso della mano. Acqua! Lianda le portò una ciotola. Ischia, parla, guardami negli occhi e parlami. Lianda mosse una mano e se la portò al viso, quasi come a catturare il suo sguardo tra le dita, per dirigerlo dove voleva. Cosa è stato? Ischia si rese conto di non saper cosa rispondere. Era stato un incubo che non aveva mai avuto, ma il peggiore di tutti. Non si ricordava però nulla. Immagini e sensazioni si confondevano le une con le altre, in un'amalgama che sapeva di sbagliato, che sapeva di malvagio. Non lo so, non ricordo. C'era un mura, un uomo malato sul letto, un grido di agonia, c'era il male. Bianca, c'era il male, c'era qualcosa di sbagliato, violentemente sbagliato. E forse i sogni persecutori, Ischia. Ecco, io volevo dirtelo, poi hai già avuto questo sogno in passato? No, non questo, appena lasciata lui, credo. Da quando sono a Giara però è successo sempre più spesso, sempre il solito. Io, Conino, Dino al suo cane, in una piana su una scogliera, è notte, tutto è immobile, c'è un odore strano. Su un promontorio c'è un fuoco e qualcuno canta qualcosa. È successo, ricordate che sono stati nel 2012? Sì, sino ad arrivare al 2015 in cui sono una canzone di 5 minuti e mezzo, 3 minuti, allo scopo di
trovare